Amici di Facebook, amici di Casa Gala, eccoci qua per la barzellettina delle 17, biretta e barzellettina delle 17. Oggi la facciamo dall'interno anche perché non è tanto caldino e quindi la facciamo qua. E allora, questa la dedico a un amico, Davide Dinelli, detto Davidone di Viareggio, che era con me la sei l'ultima e che ha presentato questa barzellettina perché noi ci si divideva le barzellettine e questa a lui l'ha regalata, era la tema Paradiso Inferno e lui ha fatto l'inferno ed è questa barzellettina qua. Allora muore questo qui, arriva giù all'inferno, arriva giù e arriva lì, si presenta Lucifero e questo qua, buongiorno, buongiorno, come si chiama? Bellardinelli Franco, vediamo, sì, lei è qua, mi dica, com'è? No, mi mandano, allora guardi, qua c'è poco da fare, qua ci sono da scegliere, ci sono tre porte, vede c'è paradiso francese, paradiso tedesco, paradiso italiano. Ah, ma lei può spiegare? Sono qua per questo. Allora, il paradiso francese, lei è questo. Il paradiso francese viene svegliato la mattina con una bella martellata nei coglioni, poi, dopo svegliato, tac, un forcone la prende, la mette in una vasca piena di merda e viene lì per 4 ore sotto la merda. Poi viene fuori da questa merda, tac, frustate col filo spinato anche per 4 ore. Che miseriazza. Invece quello tedesco invece è così. Sempre martellata dai coglioni la mattina per sveglio, così, tac, poi inforcata, tac, messa nella vasca piena di merda anche lì per 4 ore, poi dopo viene tolto e per altre 4 ore, tac, frustata col filo spinate. Italiano invece, martellatina, sempre la mattina, tac, coglioni, forcata nella cacca, nella merda, fino qua sopra, tac, sotterato per 4 ore, poi per altre 4 ore, tac, frustata al filo spinato. Sì, ma non c'è nessuna differenza, ma un consiglio mio, mi dica, prenda quello italiano. Sì, ma non c'è differenza, prenda l'italiano, ma scusi, se non c'è differenza. Allora, un consiglio, le ho detto, prenda quello italiano, ma perché? Perché guardi, l'inferno è italiano, una volta manca la merda, una volta manca la forca, una volta manca il martello, una volta manca tutto. Ecco, prenda quello italiano. Signori, un saluto a Davidone e con questa bella immagine, Berto non so dov'è, ciao, ciao, ciao.